Io credo che anche questo scambio adesso di lettere che c'è stato chiarisca bene che la vicenda con l'Europa si risolverà, io penso positivamente, che l'Europa dovrà accettare che sulle vicende eccezionali dei migranti e dei terremoti purtroppo c'è stata anche un'ulteriore dimostrazione con l'evento dell'altra sera, siano risorse che l'Italia deve per forza impegnare e non possono essere conteggiate nel deficit massimo, e quindi questo problema si risolverà, così come vedremo la legge di bilancio sarà molto positiva anche per l'insieme del Paese, sia per l'equità sociale, pensiamo alle pensioni, pensiamo alla salute, ma anche e soprattutto per le imprese, per gli investimenti, per il lavoro, per rilanciare un Paese che è troppo fermo. Oggi lui ha ricordato alcuni interventi specifici per l'università, per i ricercatori come dicevo, ma ci sono anche molte altre cose in questa legge di bilancio che daranno una mano al Paese a riprendersi e a dare anche una speranza a tanta gente che in questo momento è in difficoltà.